punto fondamentale di questa partita è che la giocheremo in casa davanti al nostro pubblico, davanti a molto del nostro pubblico. Abbiamo un po' risvegliato questa città, che era quello che proviamo a fare da anni, e abbiamo avuto una bellissima risposta. È una finale, quindi entreremo con delle motivazioni pazzesche. Suona la carica il capitano del Petrarca Rugby, Andrea Trotta, tutto pronto per la finale scudetto che quest'anno si giocherà proprio in casa allo stadio Plebiscito di Padova martedì 2 giugno alle 18:15, dove i petrarchini affronteranno il Valore Rugby alla sua prima finale scudetto. Noi già siamo molto contenti di essere finale, che non è poco, quindi penso che sarà un bellissimo marchio, perché il Plebiscito ha una capienza che sarà molto bello. Evidentemente saranno più paduani che reggiani. Noi faremo sicuramente un bel tifo, c'è tanta gente che si sta mobilizzando per arrivare a Padova. Abbiamo 8 pullman organizzati dalla società, quindi ci saranno tanti tifosi. Sappiamo che anche i successi di quest'anno ha mobilizzato un po' la città, quindi tanta gente si sta iniziando a avvicinare di più allo sport. Quello mi fa piacere. Presentato in comune a Padova l'atto finale della Serie A Elite, che vede gli uomini di Victor Jimenez contendersi per la 10ª volta allo scudetto della massima serie. Io credo che nel rugby è importante sì il fattore campo, ma non determinante, perché poi comunque nel rugby ci sono delle componenti che vanno chiaramente oltre, quindi sostanzialmente è importante il fattore campo, ma non lo ritengo determinante. Apertura cancelli alle 16, già alle 16:30 le esibizioni delle giovanili, poi dopo la partita terzo tempo musicale con il DJ Spiller. Attese 8.000 persone, il comune ha preparato il piano per gestire il traffico nelle vicinanze dello stadio. Parlo per i tifosi padovani, certamente di venire allo stadio o con i mezzi pubblici o con biciclette o motorini o quant'altro potrebbe aiutare. Dopo all'interno del Plebiscito ci sono posti auto, ci sono i 2 parcheggi scambiatori del tram, ci sono 2 parcheggi in prossimità del Plebiscito, uno al Parco del Farfalle e uno un po' più vicino. Ci saranno tutte le indicazioni per cercare di agevolare l'afflusso appunto di tutti i tifosi.